Sindacati in piazza oggi in tutta Italia per una serie di istanze che interessano in primo luogo i giovani. Anche ad Agrigento i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, con i rispettivi segretari Raso, Saia e Acquisto, si sono dati appuntamento davanti alla prefettura per un sit-in. In precedenza i sindacalisti avevano scritto una lettera al prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, per illustrare quelli che sono le motivazioni che hanno spinto gli stessi sindacati a scendere in piazza questa mattina. Ascoltiamo Alfonso Buscemi della segreteria regionale della CGIL e Maurizio Saia, segretario interprovinciale della CISL. Una manifestazione dei sindacati qui in piazza oggi, per quale ragione? Una manifestazione a sostegno di una piattaforma che il sindacato ha presentato al governo, che si faccia carico di sviluppo, che si faccia carico di occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, che si faccia carico di rinnovare i contratti pubblici, che si faccia carico di bloccare quel sistema infernale che si sono inventati rispetto all'età pensionabile. Oggi, ogni anno, noi questo sistema lo vediamo allungare, l'esigenza di prolungare l'attività lavorativa nei prossimi anni sino a 70 anni. Questo non è più tollerabile, perché le persone devono vivere, non possono vivere solo per lavorare, non è più tollerabile perché questo blocca l'ingresso nel mondo del lavoro dei nostri giovani, tant'è che negli ultimi anni la disoccupazione giovanile è arrivata ormai a un punto di non ritorno. Ecco, questa manifestazione in tutte le piazze delle province italiane a sostegno di questa nostra piattaforma. Manifestazione oggi, qual è il punto principale che voi contestate? Ma ne contestiamo tanti, più che contestazione sono delle proposte che stiamo facendo oggi, perché in atto c'è la composizione della legge di bilancio e quindi chiediamo al governo di far diventare strutturale quella crescita economica che stiamo registrando, almeno l'Istat registra in questi ultimi mesi. E allora abbiamo chiesto che bisogna rimodulare il calcolo delle pensioni, non è possibile andare anche l'età pensionabile, non è possibile andare in pensione a 70 anni con pensione da 600-700 euro mensili, quindi dobbiamo vedere un attimo il ricalcolo tra delle pensioni e farle ritornare in parte contributive, adesso vedremo, ma ci sono una serie di proposte per mettere delle risorse in più, ma anche per quanto riguarda il rinnovo dei contratti pubblici, del pubblico impiego, da 10 anni non si rinnovano, quindi mettere risorse dentro, e sembrerebbe che il governo in questa fase sta accettando le nostre richieste, ma non solo, vogliamo investire risorse sul welfare, sulle persone che hanno più bisogno di assistenza, per esempio familiare, quindi ci sono tante richieste che stiamo facendo e speriamo che il governo riesca a trovare delle risorse per, ripeto, far diventare strutturale quella crescita economica che per noi, secondo noi, è dovuto più ad un caso, alla fortuna, e non a delle reali misure messe in atto dal governo.